La città di Agrigento supera 2 cicli senza nuovi contagi, la provincia anche oggi resta a zero. Da lunedì prossimo è probabile che sparirà l'autocertificazione e che si potranno rivedere gli amici, aprono bar, ristoranti, negozi, parrucchieri, obbligatoria la mascherina nei luoghi chiusi. Esplodono le critiche sui social per l'ingresso del Carroccio nella giunta Musumeci e la scelta di affidargli i beni culturali, avviata raccolta firme. Domani salta al comune di Agrigento il turno della raccolta del vetro, verrà ritirato la prossima settimana. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La città di Agrigento ha ormai superato 2 cicli interi di incubazione a 0 contagi. Non si registrano casi di coronavirus dal 12 aprile scorso, praticamente un mese. In provincia anche oggi non ci sono nuovi casi. Arturo Cantella. Situazione stagnante in provincia relativa ai nuovi contagi Covid. Nessuno se n'è verificato. I tamponi effettuati sono stati 294, i soggetti positivi sono sempre 131. I dati relativi alle persone guarite in quarantena e deceduti restano stabili senza alcuna variazione. I ricoverati sono sempre distribuiti nelle strutture sanitarie di Caltanissetta, Palermo, Messina e Partinico. Intanto in una nota stampa l'ASP di Agrigento, azienda sanitaria provinciale, comunica che a seguito del completamento delle procedure di valutazione diagnostica sui 4 tamponi rinofaringei riscontrati inizialmente come positivi e riferiti al personale operante presso il presidio ospedaliero San Giovanni di Dio, agli stessi esiti è stato definitivamente attribuito un risultato negativo. Ne consegue che di tutti i 929 operatori sanitari dell'ospedale di Agrigento, sin qui testati come dai protocolli di sorveglianza, nessuno di essi sia da considerarsi come positivo e infetto da virus SARS-CoV-2. È quindi opportuno evidenziare che gli attuali protocolli diagnostici a livello regionale prevedono che in caso di esito positivo di difficile interpretazione lo stesso dato venga rivisto da laboratori accreditati per la conferma definitiva. La conferma odierna della negatività finale, riferita ai 4 sanitari operanti presso il presidio di Agrigento, contribuisce pertanto a portare definitiva chiarezza e a eliminare dubbi o suggestioni improvvide che lo stesso presidio possa essere stato o sia un focolaio di infezione e contagio per tutti coloro che vi afferiscono. Intanto in Sicilia il trend dei contagiati è sempre in diminuzione, i tamponi eseguiti sono stati 3.146, i risultati positivi solamente 12, i ricoveri 215, meno 10, in terapia intensiva 12, meno 1, in isolamento domiciliare sono 1.369, meno 25, i guariti in aumento ancora di 46 unità e vanno a 1.249, solo un aumento in più per le persone decedute. Nelle 9 province siciliane in aumento è quella di Catania, dopo una breve diminuzione dell'altro ieri. Si sono registrati 10 nuovi casi in più, riportando il numero complessivo a 689. In aumento anche la provincia di Palermo, un caso in più e si porta a 377, uno anche a Siracusa e si va a 54 contagi. Negli altri capoluoghi invece il dato è in diminuzione o addirittura stabile, come nella provincia di Ragusa, fermo a 37 e Trapani a 22. In netta diminuzione gli altri capoluoghi, Agrigento da 67 a 49, Caltanissetta da 98 a 78, Enna da 225 a 195. La Guardia Costiera ha avvistato il cadavere di un giovane nei pressi dell'isola di Ustica. Si dovrebbe trattare del più giovane dei 3 componenti dell'equipaggio del peschereccio Nuova Iside disperso da ieri sera. L'imbarcazione era partita da Terrasini con a bordo 3 persone, Matteo Loiacono, il figlio Vito di 26 anni e il cugino Giuseppe di qualche anno più grande. Il cadavere sarebbe quello di Giuseppe Loiacono. Proseguono intanto le ricerche degli altri 2 dispersi. 3 pescatori esperti erano usciti per una battuta di pesca la notte tra martedì e mercoledì, ma non hanno mai fatto rientro al porticciolo di Terrasini. L'ultimo contatto con la terraferma alle 2 del mattino di mercoledì, poi un assordante silenzio radio. I soccorsi sono partiti subito dopo la denuncia dei familiari che, allarmati per il mancato rientro a casa dei propri congiunti, hanno lanciato l'allarme.
Manca ancora l'ufficialità, ma da lunedì prossimo 18 maggio, con la riapertura di bar, ristoranti e attività, giustificare le uscite diventerebbe superfluo. Salvo sorprese, dal 18 maggio sarà anche consentito incontrare i propri amici, mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi. Lello Cassesa. Non è ufficiale, ma si sussurra ormai da diverse ore che da lunedì prossimo, 18 maggio, dovrebbe finalmente scomparire la seccante autocertificazione, il modello modificato ben 4 volte dal governo, necessario ed obbligatorio per gli spostamenti urgenti ed indifferibili, utilizzato durante la delicata fase del lockdown. Sarà possibile dunque spostarsi dentro la propria regione senza alcun vincolo. Lo ha fatto intendere il capo del governo Conte, che ha dichiarato: ci avviamo ad una ripartenza pressoché completa dove riapriranno gran parte delle attività commerciali e produttive, come bar, ristoranti, barbieri, parrucchieri, centri estetici e forse a partire dal 25 maggio le palestre. Diventa naturale che i cittadini possano lasciare liberamente le proprie case senza più compilare il modulo e sarebbe davvero un controsenso dover giustificare o motivare gli spostamenti. Salvo novità dell'ultima ora, dal 18 maggio sarà consentito incontrare finalmente i propri amici, mantenendo le distanze di sicurezza ed avendo cura di evitare assembramenti. Tutto questo sarà disciplinato in un prossimo ed imminente DPCM alla firma entro sabato. La mascherina continuerà a farci compagnia ed essere obbligatoria nei luoghi chiusi e nei negozi. Potrebbero riaprire anche i centri commerciali, ma si stanno studiando le regole per garantire la sicurezza. Rimane il divieto di spostarsi anche dopo il 18 maggio tra le regioni, se non per motivi di salute, necessità o per comprovate esigenze lavorative. Ho deciso di venire incontro alla ragionevole richiesta di molte regioni italiane, dichiara il capo del governo, di continuare a sospendere e limitare gli spostamenti tra regione e regione, perché in questa fase di ripartenza praticamente completa è bene che non ci siano troppi trasferimenti tra le regioni che potrebbero condizionare nuovamente la curva del contagio. Se ne riparlerà forse dopo il 1° giugno. Ripresa delle messe dal 18 maggio, nel servizio tutte le disposizioni e come si celebreranno le funzioni. Vediamo. Da lunedì 18 maggio i fedeli potranno partecipare alla messa. Lo prevede il protocollo firmato dalla CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, e dal Governo lo scorso 7 maggio. Un accordo che cerca di conciliare le esigenze di culto con il massimo di sicurezza possibile per la salute pubblica. Inizierà cioè una normalità diversa da quella di prima e abituarsi potrebbe essere non facilissimo. Per questo le chiese locali da sole o insieme ad altre diocesi hanno preparato dei vademecum, piccoli prontuari di comportamento da seguire per garantire la ricchezza delle celebrazioni comunitarie senza venir meno le esigenze di prudenza e di rispetto della normativa vigente. Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche devono indossare mascherine e igienizzarsi le mani con apposito liquido messo a disposizione all'ingresso. Chi lo desidera inoltre può usare guanti monouso nuovi, tenendoli anche durante la celebrazione. Il tutto tenendo conto di una condizione di base: è consentito partecipare al culto solo se non si presentano sintomi influenzali respiratori, se non si ha una temperatura corporea di 37,5 gradi. Regole naturalmente che valgono anche per sacerdoti e diaconi. Uno dei problemi più seri, legati alla ripresa delle celebrazioni con il popolo, riguarda il numero dei partecipanti. Spetta al legale rappresentante, cioè quasi sempre il parroco, stabilire la capienza della Chiesa nel rispetto delle norme di sicurezza anticontagio. Di qui l'invito a considerare preferibilmente solo posti a sedere, a garantire che tra le persone ci sia sempre una distanza di non meno di 1 metro davanti e ai lati, e valutare l'opportunità di disporre i posti a sedere a scacchiera per evitare che una persona inginocchiandosi si trovi troppo vicino a chi è davanti. Da rispettare sempre anche la distanza di sicurezza, almeno 1,5 metri durante gli spostamenti, in particolare all'ingresso e all'uscita. Naturalmente, per garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza, il legale rappresentante non può fare tutto da solo. Sono necessari collaboratori affidabili che indossino adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso nuovi e un evidente segno di riconoscimento. Favoriscano l'accesso e l'uscita, controllino il mantenimento delle distanze e il rispetto delle regole di igienizzazione.
verifichino che le persone si siedano nei posti autorizzati e vigilino sul rispetto del numero massimo di presenze. Al termine di ogni funzione o comunque prima di quella successiva si deve inoltre igienizzare il luogo di culto e la sagrestia, cambiare l'aria, disinfettare accuratamente i vasi sacri, vassoi, ampolline o ogni altro oggetto utilizzato. Disinfettare accuratamente i microfoni, quanto alle acquesantiere continuino a rimanere vuote. Molto articolato il capitolo relativo alle attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche. In particolare si chiede di ridurre al minimo indispensabile la presenza di concelebranti e ministri, rispettare le condizioni di distanziamento fisico, il che rende per ora impossibile l'utilizzo di cori, mentre è possibile usufruire di strumenti e cantori. Omettere lo scambio del segno della pace. Quanto al celebrante può rimanere senza la mascherina durante la messa fino al momento della distribuzione della comunione. Le collette inoltre non vanno raccolte durante la celebrazione, ma disposte in appositi contenitori collocati agli ingressi o in altro luogo idoneo. Quanto al sacramento della penitenza, va amministrato non nei confessionali ma nei luoghi ampi e areati che consentano a loro volta il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso. Ed a proposito di mascherine c'è un servizio del nostro direttore Arturo Cantella che ha intervistato Claudio Miceli, presidente Atifar Fedepharma Agrigento, mentre Eugenio Cairone ci racconta quanto evidenziato dal presidente dell'associazione Mani Libere Giuseppe Di Rosa sulla distribuzione delle mascherine in città. Vediamo. Nell'ambito delle interviste speciali che la nostra testata TVA sta dedicando in questo periodo di Covid-19, oggi è la volta del dottor Claudio Miceli, presidente dell'Atifar Fedepharma di Agrigento, che racchiude i tanti operatori del settore delle farmacie che in questo periodo di pandemia sono stati particolarmente presenti nel territorio per affrontare le emergenze e seguire gli ammalati, che hanno visto come punto di riferimento nelle farmacie e di collegamento tra cittadino e amministrazione pubblica, tranti gli argomenti discussi, oltre che al quotidiano problema della mancanza di mascherine, ma anche del ruolo di come si proietta la farmacia nel suo futuro. Dico, non si vive granché bene, onestamente, devo dire. Noi siamo stati gli unici a rimanere aperti, quindi a affrontare questa brutta situazione, con tutto quello che ne consegue, con rischi di contagio e quant'altro. Tra l'altro senza nessuna, come dire, istruzione o altre possibilità da parte del governo di misure e di quant'altro. Ci siamo organizzati da soli in un batter d'occhio, organizzandoci con delle paratie antischizzi, antispruzzi in plexigas, con i gel e quant'altro, le mascherine ovviamente e quant'altro, per evitare qualsiasi forma di contagio. Nonostante questo, ahimè, devo dire che 17 nostri colleghi in Italia hanno perso la vita, perché purtroppo inevitabilmente in alcune zone di particolare contagio, vedi Lombardia, hanno affrontato fin dall'inizio questa pandemia, devo dire anche con grande cautela, però inevitabilmente, vista la percentuale di contagiati, sono stati anche loro contagiati e purtroppo dovuto anche a qualche altra patologia o all'età, che onestamente non era eccessivamente vetusta, dico ahimè, purtroppo sono deceduti, e quindi a loro va il nostro grande ricordo per il sacrificio che hanno fatto per tutta la comunità italiana e per la categoria. Devo dire, si vive male perché abbiamo affrontato fin dal primo momento intanto il discorso del gel, il problema del gel, perché all'inizio si trovava la mucchina, immediatamente in pochissimo tempo è terminata. Siamo stati costretti a organizzarci nei nostri laboratori per far sì che ognuno di noi potesse produrre la mucchina nei laboratori e quindi distribuirla alla gente. Ci siamo organizzati anche con le mascherine, distribuendo le mascherine, e devo dire, a proposito di mascherine, avendo rilasciato anche delle altre dichiarazioni nei mezzi di comunicazione come Giornale della Sicilia, che purtroppo ci hanno danneggiato nell'immagine, perché la farmacia
non è la mascherina, parliamoci chiaro, il nostro lavoro non è dare le mascherine o speculare sulle mascherine, e quindi è stata sporcata l'immagine della farmacia proprio in tutta questa telenovela, tra virgolette dico, delle mascherine. Nessuna farmacia, tranne devo dire pochissimi e rarissimi casi in Italia, ha speculato sulle mascherine. Il problema è venuto fuori perché implicitamente gli importatori hanno immediatamente elevato i prezzi, e quindi siamo stati sottoposti a acquisti a prezzi non adeguati, e ovviamente facendo quel minimo di ricarico, ahimè, i prezzi erano lievitati anche per la gente che doveva acquistarli in farmacia. Poi è subentrato il dottore Arcuri con la protezione civile, il commissario Arcuri, che ci ha imposto questo prezzo di 0,50 più IVA, che significa 0,61, però come avete sentito su tutti i mezzi di comunicazione, diciamo che il discorso mascherine è venuto meno, non per sicuramente causa delle farmacie, che addirittura dal dottor Arcuri sono state accusate di aver nascosto le mascherine e di non volerle vendere, nella maniera più assoluta, perché quando è stato imposto il prezzo delle mascherine, immediatamente noi abbiamo venduto a quel prezzo, ovviamente avendo delle perdite non indifferenti, perché avevamo acquistato a più del doppio rispetto al prezzo che aveva imposto il dottore Arcuri. Sulle mascherine si discute, si polemizza e si lanciano accuse. Però qualcuno dice che a mancare non sono le mascherine, ma la cultura di usarle. Con molta saggezza ci sono invece persone che vanno in giro con mascherine e guanti, malgrado non fosse obbligatorio per decreto, ma semplicemente per una questione di buonsenso. Certo, sarebbe stato più semplice e più chiaro se il governo avesse imposto l'uso della mascherina per tutti, soprattutto adesso alla vigilia delle riaperture. Insomma, se la mascherina aiuta a contenere il rischio, perché non c'è stato un decreto ad hoc? Sull'argomento mascherine, ad Agrigento le polemiche non si placano. Giuseppe Di Rosa del movimento Mani Libere torna ad attaccare il comune proprio sulle mascherine che sarebbero state distribuite ai cittadini ma che nessuno ha visto. Dipenderà da questo allora lo scarso uso che molti agrigentini fanno della mascherina? Sicuramente no. Per cui, al di là dell'aspetto politico della questione, ci sarebbe da discutere tanto sul comportamento di non indossare la mascherina, nemmeno quando si va in giro a fare la passeggiata o quando ci si incontra per strada. Non bastano le raccomandazioni e gli inviti al rispetto delle norme. Purtroppo non bastano. Tra le norme ci dovrebbe essere, e bisognerebbe ribadirlo con forza, proprio l'obbligo di usare la mascherina. Sono state già riaperte molte attività, da lunedì ne saranno riaperte altre, le parrucchierie, le generi alimentari, i ristoranti, le pizzerie, ma ad Agrigento mancano le mascherine. Mascherine che il comune di Agrigento ancora una volta dice che sono state omaggiate da un amico cinese, che invece ci è toccato pagare 1.360 euro per il trasporto. Perché questo trasporto non ci è dato capire? Perché una determina di finanziamento del trasporto del 2 aprile ancora non produce nessun obiettivo. Lo avevamo gridato immediatamente, il trasporto con la Cina è fermo, è bloccato e le mascherine non arriveranno, tarderanno ad arrivare quantomeno. Perché andare a spendere 1.360 euro di fondi comunali e non eventualmente attingere dalle mascherine che sta distribuendo la protezione civile regionale? Non ci è dato sapere niente, però nel sito del comune di Agrigento il sindaco pubblicizza che ha distribuito ai cittadini 30.000 mascherine. Falso, lo posso affermare io, è totalmente falso. E poi vorremmo capire perché una distribuzione di alcune mascherine, mi dicono 1.000, è stata demandata ad alcuni supermercati sì e ad alcuni supermercati no. Perché devo andare al supermercato per avere distribuita la mascherina? Ci sono le associazioni di volontariato, c'è la protezione civile, come in tutte le città civili, addirittura nei paesini, le mascherine sono state distribuite domicilio per domicilio.
Solo ad Agrigento le mascherine e i buoni alimentari devi andarle a ritirare al comune. Assolutamente no, questo è un creare assembramento e noi siamo contrari assolutamente a questo. Noi vogliamo ancora una volta trasparenza ed efficacia. I sindacati chiedono la ripresa dei treni da e per la Sicilia. Vediamo. Bisogna ripristinare i treni Intercity da e per la Sicilia e il conseguente ripristino di tutte le corse nave per il traghettamento di convogli ferroviari nello stretto. Lo chiedono con una lettera aperta le segreterie regionali Sicilia di Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, SLM Fast Confsal, UGL Ferrovieri e Orsa Ferrovie. Nella corsa del picco epidemiologico del Covid-19, i sindacati hanno condiviso l'azione del governo sulla blindatura dell'isola attraverso la sospensione dei trasporti e l'ingresso controllato in Sicilia esclusivamente per comprovate esigenze di lavoro e di salute. Adesso, visto il documento del 5 maggio 2020 del Ministero dei Trasporti, nel quale si annuncia la ripartenza della fase 2 attraverso la riapertura scaglionata nel settore dei trasporti, che descrive i nuovi adempimenti da eseguire per ogni specifico settore fino al 17 maggio 2020, le segreterie regionali chiedono che a partire dal 18 maggio 2020, oltre all'aumento di aerei e di nave traghetto, così come annunciato dal Presidente della Regione Siciliana, è necessario il totale ripristino dei treni Intercity da e per la Sicilia e il conseguente ripristino di tutte le corse nave per il traghettamento dei convogli ferroviari nello Stretto di Messina. Una ripresa parziale della già precaria continuità territoriale ferroviaria, scrivono le organizzazioni sindacali, non risolve i problemi di mobilità da e per la Sicilia. Simile situazione si è verificata nel traghettamento dei passeggeri autorizzati nello Stretto di Messina, dove la riduzione drastica delle corse nave ha causato la concentrazione e il conseguente assembramento dell'utenza nelle poche unità navali disponibili, rendendo vani tutti gli strumenti di prevenzione che, in assenza di mezzi e di adeguata organizzazione, sono destinati a restare nelle buone intenzioni del governo. Tale problema si è risolto con l'incremento delle corse nave, che ha reso possibile la concreta regolamentazione dei flussi scaglionati in più corse, con un più efficace controllo dell'utenza da parte delle forze dell'ordine e del personale marittimo. Una volta stabilita la riapertura dei trasporti, il contingimento di treni, navi e aerei che garantiscono la continuità territoriale da e per la Sicilia si porrebbe in antitesi con i programmi di prevenzione del governo. È del tutto evidente che il contenimento degli assembramenti, il mantenimento del distanziamento interpersonale e l'efficacia del controllo dei flussi sono direttamente proporzionali ai mezzi di trasporto messi a disposizione dell'utenza, che nella fase iniziale della riapertura alla vita sociale è destinata ad aumentare. La popolazione siciliana teme, continua la nota, che la contingente sospensione della continuità territoriale ferroviaria conseguente alla pandemia si presti come alibi per concretizzare i ripetuti tentativi dei governi che si sono succeduti di ridurre il già precario servizio ferroviario da e per la Sicilia. Il ripristino totale dello status quo ante sarebbe un primo segnale credibile a sostegno delle dichiarate intenzioni di potenziamento del servizio ferroviario meridionale, che da anni versa in condizioni da terzo mondo dei trasporti. Nel comune di Agrigento domani non verrà raccolto il vetro. L'assessore al ramo Nello Amel comunica: per gravi e improvvisi imprevisti la discarica di conferimento del vetro resterà chiusa per alcuni giorni e pertanto nella giornata di sabato 16 maggio non si effettuerà la raccolta del vetro, mentre verrà regolarmente effettuata la raccolta dell'umido organico. I cittadini sono pregati di non uscire il mastello del vetro e di rinviare il conferimento del vetro a sabato prossimo 23 maggio. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Regione Sicilia, polemica social sui beni culturali alla Lega. I dettagli nel servizio. Le polemiche sulla nomina di un assessore della Lega Nord nella giunta regionale siciliana con delega ai beni culturali e all'identità siciliana, divampate all'ARS, escono dalle stanze della politica e invadono i social. Oltre 23.000 iscritti in meno di 24 ore per un gruppo nato su Facebook lo scorso 13 maggio, quasi in contemporanea con la notizia della decisione del presidente della regione Nello Musumeci di affidare alla guida della Lega l'assessorato ai beni culturali. Il gruppo si chiama Fuori la Lega dalla Sicilia, noi beni culturali alla Lega. Vede volti noti del mondo della cultura locale come artisti, curatori, direttori di spazi espositivi o scrittori affiancati da attivisti e comuni cittadini che hanno scelto di schierarsi. Insieme adoperano lo spazio virtuale per polemizzare, commentare e soprattutto per diffondere approfondimenti e notizie legate alla vicenda. La comunicazione iniziale degli amministratori ha questo incipit.
La delega dell'assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana a un esponente della Lega Nord è un attacco diretto ai siciliani e alle siciliane. È inaccettabile che un partito che ha sempre fatto gli interessi del Nord, disprezzando la Sicilia, entri a far parte del suo Parlamento. La cosa più grave è però che il Presidente della Regione prenda una tale decisione senza consenso dei cittadini. Non mancano le iniziative di protesta, per il momento sotto il segno del distanziamento sociale. Molti membri del gruppo inondano di commenti negativi le pagine ufficiali dei politici più coinvolti, ma si discute anche di pianificare per la fase 3 e nel rispetto delle normative per l'emergenza Covid dei sit-in distanziati ai piedi di Palazzo d'Orleans. Su change.org è stata lanciata la petizione Fuori la Lega dai beni culturali della Regione Sicilia. Ne ha già raccolte più di 30.000. La petizione, diretta al governatore Nello Musumeci, dice tra l'altro: il futuro di questa scelta è dettato da evidenti interessi legati a giochi politici. Paradossare lasciare un assessorato così importante per lo sviluppo della Sicilia come quello dei beni culturali ad una forza politica che ha preso così pochi voti e che per storicità ha poca conoscenza delle necessità del territorio e della storia culturale della Sicilia stessa. Una forza politica che nello statuto ha tuttora come fondamento la creazione di uno Stato padano. Non dà scandalo il fatto che il governo Musumeci abbia fatto chiarezza e abbia detto ai siciliani voglio governare con la Lega. Anzi, ben venga, questo obbligherà le forze politiche che attualmente hanno dato l'appoggio esterno al governo Musumeci, che come sapete perfettamente non ha i numeri in aula, perché la legge non consente di avere una maggioranza, non gli ha consentito di avere una maggioranza qualificata per poter essere, diciamo, autosufficiente dal punto di vista numerico a Palazzo dei Normanni, però ovviamente fa fare chiarezza ai partiti. Gli equilibri di palazzo hanno imposto un'aberrazione, ovvero che l'assessorato ai beni culturali e le identità siciliane, per non fare una rotazione che avrebbe messo in difficoltà tutta la maggioranza che è tenuta coi cocci, molto precaria, ovviamente è andato proprio alla Lega Nord. Ho detto oggi che evidentemente a Pontida l'anno prossimo l'ampolla non conterrà più l'acqua del Po, ma conterrà l'acqua dei fiumi siciliani, così cambieremo lo stile e quindi guardiamo l'ampolla mezza piena rispetto a quella l'ampolla mezza vuota. Quale potrebbe essere l'apporto di questa forza nell'ottica delle priorità e delle necessità che ha in questo momento la Sicilia? Certamente dal punto di vista prospettico cambia molto per la Sicilia, perché è chiaro che la scelta di voltare a destra determinata da vari fattori, da scelte del governatore Musumeci, da prospettive forse nazionali, da una rappresentanza nazionale molto importante in futuro, mi auguro per loro, ma sicuramente i siciliani devono sapere che votando quei partiti che oggi si definiscono moderati, addirittura all'interno della coalizione sono partiti che hanno diciamo, radici sicilianiste molto ben sviluppate all'interno della coalizione centrodestra, oggi queste tradizioni sicilianiste si andranno a incontrare e quasi a scontrare con un partito che comunque, che se ne dica, ha cambiato il nome, è caduta la parola Nord, si è radicato nel territorio per la capacità di Salvini, ma sicuramente tutto farà tranne che gli interessi dei siciliani. L'ex provincia regionale di Agrigento in modalità smart working. Vediamo come hanno lavorato gli impiegati dell'ente. C'è il servizio. Più di 400 dipendenti dell'ex provincia di Agrigento hanno assicurato le loro prestazioni nel mese di aprile con il sistema del lavoro agile, una scelta obbligata che il Libero Consorzio sta utilizzando adeguatamente grazie all'utilizzo della piattaforma informatica dell'ente. Il Libero Consorzio attualmente ha una dotazione organica di 540 dipendenti, di cui 130 a tempo determinato e 410 a tempo indeterminato. Nel mese di aprile sono stati collocati in smart working 444 dipendenti con una percentuale dell'82,22%, una modalità lavorativa che permette ai dipendenti di assicurare il funzionamento dell'ente con necessarie limitazioni per quei servizi che prevedono la presenza del pubblico. Giornalmente nel mese di aprile sono stati 88 i dipendenti presenti fisicamente al lavoro, quelli cioè che svolgono lavori indifferibili come quelli del settore infrastrutture stradali, in particolare i tecnici e quelli in servizio sulle strade provinciali e la polizia provinciale. Questi dipendenti rappresentano il 16,30% di tutto il personale. A questi lavoratori si aggiungono numerosi dipendenti
dipendenti che in base ad indifferibili esigenze di lavoro si recano in ufficio per assicurare i servizi in maniera non continuativa pur essendo dipendenti utilizzati. Spiega l'ente in una nota, sono stati distribuiti materiali per il contenimento della pandemia e l'ufficio prevenzione ha provveduto alla sanificazione dei locali e dei mezzi in dotazione al personale in servizio. Tra questi la Protezione Civile del Libero Consorzio, che opera quasi quotidianamente nel territorio consegnando generi alimentari alle famiglie in difficoltà nel territorio della provincia. L'ente, nonostante la chiusura al pubblico, ha provveduto a potenziare i servizi per il cittadino mediante la reperibilità degli addetti agli URP attraverso i numeri verdi del Libero Consorzio. Un concorso social per i fedeli della Madonna del quartiere di Licata, il servizio di Domenico Vicari. La pagina Facebook Eventi Sacri a Licata propone un'interessante iniziativa a tutti i devoti della Madonna del quartiere. La fanpage annuncia che dal 21 al 30 maggio pubblicherà soltanto post che riguardano la Madonna. Pertanto, quanti volessero partecipare a questo importante progetto possono scrivere in privato alla pagina. Questa proposta è aperta a tutti. Il concorso prevede le seguenti procedure. Inviare una foto scattata personalmente che raffiguri ovviamente la Madonna Ausiliatrice. La foto che otterrà più mi piace verrà utilizzata come immagine di copertina della stessa pagina per una settimana. Inoltre la pagina Facebook accenna qualche cenno storico sulla storia della community, di come è cresciuta, da chi sono stati raccontati nel corso di questi anni la storia, i valori, le usanze e le tradizioni preziose della città. I ragazzi di questa famiglia, che si è allargata durante questi anni, spiegano il profondo significato del logo raffigurato nell'immagine profilo come simbolo della passione per le tradizioni religiose, in particolar modo per la Settimana Santa. La pagina Eventi Sacri a Licata, si legge nel post, fu creata il 26 gennaio 2018 da un giovane ragazzo di 19 anni che in seguito decise di volerla gestire insieme ad un altro ragazzo, ancora più giovane, di 15 anni. Questo logo raffigura la passione di entrambi per le tradizioni religiose licatesi, con particolare riferimento alla Settimana Santa. Al centro del logo troviamo la croce cristiana, che è il simbolo cristiano più diffuso, riconosciuto in tutto il mondo. La croce ricorda la crocifissione di Gesù e la salvezza che deriva dalla sua passione e dalla sua morte. Al centro della croce è collocato il Sacro Cuore, che rappresenta il cuore di Gesù a cui i cristiani della Chiesa cattolica rendono culto. Il circondare il tutto vi è la corona di spine, che è la corona con cui, secondo i testi sacri, fu incoronato Gesù poco prima della sua condanna a morte per mano dei soldati romani. Infine, all'interno del logo abbiamo trascritto una data, 2018, che rappresenta la data di creazione di questa pagina. Infatti, dal 2018, noi due ragazzi, con la nostra pagina, abbiamo cercato di non far perdere le nostre tradizioni e soprattutto di far rivivere le nostre tradizioni a tutti i licatesi sparsi nel mondo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Prima della sigla c'è un video. A presto. A mascherina! Ma chi è? Parti o non parti? Parti! Aiutami a montare, diamoci una mano, andiamo a ripigliare. Popolo siciliano, si ferma il mondo nel 2020, in quarantena senza manco i parenti. Ma un siciliano con la maschera fa festa, mangia, vive e canta da finestra. E aiutiamo nella pandemia, ci porto pane a casa zia Maria. E non ti senti solo triste, abbandonato, c'ha so bar e c'hai un caffè pagato. Abbiamo sulima l'economia, la madre spende in tranitia, fai come a mia.
compro siciliano. Aiutami a mutare, diamoci una mano, ci potremo fare, ripartiamo piano piano, invece di emigrare, zappiamo il nostro grano, perché il pane è amaro se non è siciliano. Mangia l'arancia che parla o dialetto, che ammazza un virus e tu sei in petto, che c'è un vulcano che ne pudri in lucore, dai vita alla Sicilia e i suoi sapori. Oh valoro che bello! E Luciauro da pasticceria, scrusciuti mari dalla pescheria, la carne rossa, olio e succo di lumia, cu sangue d'unci da Sicilia mia. Puoi salire! Avevo sole ma l'economia, la maggior mare spende in gianitia, fai come a mia, compra siciliano. Aiutami a montare, diamoci una mano, daici l'affari, forza compra siciliano, invece di emigrare, zappiamo il nostro grano, perché il pane è amaro se non è siciliano. Na 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 na, e shuri shuri na na, na 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 na, aiutami a montare, diamoci una mano, ci potremo fare, ripartiamo piano piano, aiutami a montare, diamoci una mano, un bicchiere all'aria, dai compra siciliano. Ma lei dice che ripartirà? Certo che ripartirà, basta rispettare le regole, comprare siciliano e ripartirà più forte di prima. Più forte di prima? Più forte di prima. Forza, parti! Fare anche una ripresa. Una volta t'arrediamo bene! Ciao ragazzi! Di nuovo! Di nuovo, vai! Cominciamo a chiamare!